Insomma, anche Cavarzere è partita con le ciclovie. Sì, le ciclovie e la mobilità lenta, diciamo, sicuramente porta vantaggio un po' per tutta la cittadinanza e noi abbiamo investito molto come amministrazione in questi interventi, non è il primo intervento che facciamo in tal senso, e questo però è l'intervento più importante. Ricordiamoci che abbiamo ottenuto, e ringraziamo in questa circostanza la Regione Veneto, abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 1.100.000 euro e quindi siamo riusciti a realizzare la pista ciclabile che mi va verso la zona di Calabria e quindi mi unisce il tratto della via di Regina Margherita con via Mazzini, insomma, quindi mi fa entrambe le strade e quindi mettiamo in sicurezza un po' tutti i quartieri del territorio. Devo ringraziare, è opportuno ringraziare un po' chi ha lavorato al progetto, quindi ringraziamo non solo il dirigente e tutto l'ufficio lavori pubblici del Comune Cavarzere, quindi il dottor Sanguanini e tutto l'ufficio del Comune Cavarzere, ma anche e soprattutto le imprese. Sono state 2 imprese che hanno lavorato in loco, una l'impresa Vanuzzo di Fossò e l'altra l'impresa Aeroscavi di Milano, che hanno fatto un intervento a mio modo di vedere ottimale. E in più ringrazio anche il direttore lavori, ossia l'ingegner Zanella di Rovigo, che ha seguito in modo certosino un po' tutte le tappe del progetto e lo ringraziamo perché è riuscito poi a risolvere tutti quei piccoli problemi che in queste circostanze si trovano. E alla fine è importante anche ringraziare la cittadinanza che ha collaborato molto attivamente per la realizzazione di questa nuova zona pedonale, insomma, ciclo pedonale. Speriamo che si aggiungano altri chilometri a questo primo intervento. Sicuramente questo è un tassello, dico sempre, si deve e dobbiamo fare come fanno in tanti altri paesi, non italiani magari, esteri, che puntano molto su questo tipo di settore, perché penso che una città moderna deve puntare su questo e speriamo che Cavarzere un po' alla volta lo possa diventare. Grazie. Grazie a voi.